Venerdì 9 febbraio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Nei nostri studi in via Cavour 3 Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo in questo caso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. La notizia in primo piano riguarda la salute in provincia di Belluno e le azioni messe in atto dall'USL numero 1 Dolomiti, controlli al cuore collegati da casa. Sanità territoriale e tecnologia, nuovo servizio dell'USL rivolto ai pazienti con scompenso. Saturimetro, bilancia e sensori in rete, così preveniamo i ricoveri. L'approfondimento di Paola Dallanese a pagina 19. Notizia adesso che interessa le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e prettamente Cortina, la pista al question time, siamo al Parlamento italiano. Giorgetti gela Cortina, il bob, spese di gestione già aumentate. L'approfondimento a pagina 29. La foto di copertina ci porta a Mestre, indagini serrate dopo l'assalto al centro commerciale nel Veneziano, caccia a una Golf svanita. Al setaccio i video, uno dei rapinatori è mancino. E in questo scatto vediamo i momenti concitati del dopo rapina avvenuta l'altro ieri a un centro commerciale di Mestre. Dalle cronache, l'immobiliare bellunese, Savim cresce a Padova, hotel NH preso per 19 milioni di euro. Il giorno del ricordo, fuga dall'Istria per non morire, la storia dei Ferigutti. Il presidente della Fondazione Teatri ripercorre le vicende della sua famiglia. È stata durissima, l'approfondimento di Corrà a pagina 18. Feltre, ferito indagato, casa esplosa per un allaccio fai da te al metano. L'esplosione sventrò la palazzina di via Fusaro, i vicini chiedono i danni. L'articolo di Sosso a pagina 23. Per quanto riguarda invece lo sport, motociclismo, Bassani, ecco la nuova Kawasaki. Intervista ad Axel Bassani con la tuta della Kawasaki. L'approfondimento di Dalpon a pagina 34. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi. Le notizie della provincia di Belluno iniziano a pagina 17 e riguarda il mondo welfare, assegno di inclusione per pochi bellunesi. All'INPS arrivate solo 450 domande. L'erede del reddito di cittadinanza fino a 500 euro al mese, presentate anche 56 richieste per il supporto al lavoro. Le misure di contrasto alle povertà e fragilità. L'articolo a firma di Paola Dallanese. Sono 453 le domande di assegno di inclusione, la sigla è ADI, presentate ad oggi agli uffici dell'INPS di Belluno da parte dei bellunesi. A queste domande si aggiungono le 56 inoltrate per ottenere il supporto per la formazione e il lavoro SFL, la sigla supporto avviato dal settembre 2023 che va a chi ha un'età tra i 18 e i 59 anni. I dati arrivano direttamente dall'Istituto di Previdenza Provinciale che sta gestendo per conto dello Stato questa partita. I patronati gettano la spugna, troppe carte, lasciamo ai CAF ulteriore approfondimento. La referente dell'Inca della CGIL racconta le criticità del sistema. A pagina 18, giorno del ricordo, lasciarono tutto per non morire, la storia dei Ferigutti in fuga dall'Istria. Il presidente della Fondazione Teatri racconta dei nonni e della madre. Eravamo poveri, senza acqua e bagno in casa. È stata durissima. L'intervista è a firma di Marcella Corrà. E a proposito della giornata del ricordo, Belluno a Feltre Limana, incontri e cerimonie, sono diversi gli appuntamenti in provincia di Belluno per ricordare il 10 febbraio, giorno del ricordo dell'esodo delle popolazioni istriane, fiumane e dalmate e dei martiri delle foibe. Pagina 19, sanità, la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, controlli del cuore a distanza via il servizio sullo scompenso. I pazienti saranno dotati di bilancia, saturimetro e sensori connessi in rete, i dati monitorati dal personale dell'ospedale. Vogliamo evitare i ricoveri. L'incidente, l'ex primario Mazzone ha trasferito a Belluno, per uscire servono mesi, notizia che interessa appunto l'ex primario che ha subito un incidente mentre pedalava la sua bicicletta pochi giorni fa a Ponte nelle Alpi.
Siamo a pagina 20, il mercato immobiliare, smart working e caldo in pianura, corsa alle case sulle terre alte, cortina in vetta per i prezzi, ma le alternative ci sono. Berton, bisogna programmare con attenzione i servizi. Questa è la dichiarazione di Loren Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Costo degli immobili nuovi o recenti è aumentato del 5,6%, domanda su del 4,9%. L'analisi di Dalmagro, presidente della FIAIP, anche tanti giovani pronti a trasferirsi. Internet una priorità, ovviamente una priorità che interessa la provincia di Belluno. Siamo a pagina 21, Ponte sul Piave, caccia ai fondi, positiva apertura dal Ministero. Il sindaco dei Pellegrine e Gamba hanno rimarcato che l'opera è strategica, ha tanti punti da risolvere, ma abbiamo fatto capire le necessità del territorio. Tutto questo in occasione degli incontri avvenuti a Roma per 2 giorni, in cui il primo cittadino e il vice sindaco del capoluogo di Belluno hanno fatto incontri appunto per cercare di trovare fondi per la realizzazione del nuovo ponte che attraversa il Piave. Il Papa coi vescovi del nord-est, il vescovo della diocesi di Belluno Feltre Marangoni, ci ha detto di osare e di non avere paura. Ieri l'udienza in Vaticano con i rappresentanti di 15 diocesi, focus sullo spopolamento, ma i giovani e la Chiesa reagiscono. Siamo a pagina 22, la Savim si allarga a Padova, ha acquistato l'hotel NH Mantegna, operazione da 19,5 milioni di euro, Savasta sono legato a quella città, diventerà l'albergo più bello. Per quanto riguarda invece i trasporti, notizie che troviamo in questa pagina del Corriere delle Alpi, treni, linee ancora interrotte dal 25 febbraio al 14 dicembre, brutte notizie per i pendolari del treno, dal 25 febbraio al 14 dicembre di quest'anno infatti sono previste delle interruzioni del servizio ferroviario sui vari tratti delle linee Treviso-Montebelluna, Belluno-Calalzo, questo per permettere la conclusione degli interventi per la elettrificazione della linea. Passiamo a Feltre, l'incidente domestico in via Fusaro, casa esplosa per un allaccio fai da te al gas, l'inquilino indagato per disastro colposo. L'uomo avrebbe collegato male il tubo al piano cottura, l'innesco da una sigaretta, supplemento di perizia in vista. L'articolo a firma di Gigi Sosso, disastro colposo per l'appartamento esploso di Feltre, tutto sarebbe stato scatenato da un lavoro fai da te in cucina, l'ipotesi di reato è ancora provvisoria, di sicuro Nicola Boschello è formalmente sotto inchiesta, il pubblico ministero Claudio Fabris l'ha iscritto nel registro degli indagati per la deflagrazione del 15 aprile 2023 dovuta a una sigaretta accesa durante un'abbondante fuga di gas metano nell'alloggio di via Leandro Fusaro 14. Sulla scrivania del magistrato titolare del fascicolo ci sono la consulenza che era stata commissionata allo specialista Vincenzo Puccia dei Vigili del Fuoco di Padova e i rilievi del RIS dei Carabinieri di Parma su tubatura e piano cottura della cucina. Molto, se non tutto, fa propendere per l'incidente domestico, ma per avere una certezza granitica, chiudere le indagini preliminari e chiedere il rinvio a giudizio, Fabris ha chiesto un supplemento di perizia. E per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, ecco uno scatto che rappresenta i primi rilievi dei Vigili del Fuoco la notte dell'esplosione nella palazzina di Via Fusaro. Il procedimento civile, i vicini chiedono un accordo per il risarcimento. Siamo a pagina 24, Vellai, folla per Dalla Palma, l'allevatore è morto a 47 anni, in prima fila gli alpini con i gagliardetti della sezione e poi tanti colleghi con i vertici di Lattebusche, nutrita la delegazione del quartiere Castello dove la figlia Camilla fa la sbandieratrice da 10 anni. L'omelia di padre Vito, ricordo lo sgomento di quasi 7 mesi fa e le tante preghiere. Associazione SOS Animali, oltre 200 gatti dati in adozione da Feltre in tutta la provincia. E continuiamo con pagina 25, rimaniamo nel Feltrino. Pedavena, Buttironi al timone di Bira Castello, ribadito l'impegno sugli investimenti. Rimpasto nel CDA, Verardo resta con la carica di consigliere, saranno inseriti manager esperti in tutti i settori operativi. Setteville, gli alpini di Vas decisi a ricostruire la sede distrutta 2 mesi fa e ancora a Monte Avena, gli alunni di Pedavena alla settimana bianca. Siamo a Borgo Valbelluna con pagina 26, sentieri con rilievi GPS tra storia e natura, 280 km da camminare. È la grande novità del progetto di promozione appena varato, percorsi ad anello di facile accesso e con segnaletica chiara. Sospirolo, dopo il Consiglio di Stato, parcheggio dell'asilo, il sindaco soddisfatto, pronto tra un anno.
La notizia curiosa, dalla Pescara ai bolidi di Formula 1 c'è un meccanico di Limana nel team corse della Ferrari. Gabriele De Paris, classe 1996, ha coronato il suo sogno di bambino. Nel paddock girano tanti VIP, per chi ci lavora è difficile concentrarsi. L'intervista è firma di Gianluca De Rosa. Siamo a pagina 27, Ponte nelle Alpi, efficientamento energetico, 200.000 euro per le frazioni, prossimo passo Lastreghe, lavori già chiusi in altri 7 paesi, poi toccherà all'Oltrerai la mappa delle priorità uscita dal confronto con i capi frazione, il sindaco ringrazia. Il presepe nella scuola, la media di Tambre sbaraglia la concorrenza regionale, la sindaca Bona si fa portavoce della soddisfazione dell'intero paese, essere pochi a volte è un vantaggio, si lavora di più e con qualità. Erto e Casso è la Via Crucis, avvia l'iter per ottenere il riconoscimento UNESCO, creato il registro delle eredità immateriali. E continuiamo con Agord, Autovelox serve per la sicurezza, Agord fa chiarezza, a bilancio 100.000 euro nel capitolo contravvenzioni, ma solo la metà deriva da chi supera i limiti di velocità. Notizie da Levinallongo, malore in seggiovia e gravissima caduta, sciatori in rianimazione. Passiamo a Cortina, pista, a Cortina un conto da 1,4 milioni l'anno, Giorgetti rivede al rialzo le stime per il dopo 2026, contributi da Veneto, Trento e Bolzano, ispettori del CIO attesi già il 20 di febbraio. Il cantiere della pista da bob aprirà solo il 19 febbraio, i primi a verificare l'area saranno gli ispettori del CIO, attesi a Cortina per il giorno successivo, accompagnati dai tecnici della regione che oltre dal sindaco Gianluca Lorenzi e dai suoi collaboratori. Ma per la pista ci sono già spesi 6,1 milioni, compresi anche di costi sostenuti per studi, rilievi, sondaggi, progettazioni, pratiche amministrative e monitoraggio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rispondendo nel question time al Senato a una interrogazione della senatrice Barbara Floridia, misto AVS, che tra le tante osservazioni critiche ha rilanciato il tema della legacy, cioè della gestione post-giochi. In aula Giorgetti ha confermato, dati di Simico alla mano, che l'onere sarà di 1,4 milioni l'anno, 200.000 euro in più di quelli inizialmente previsti. La cifra è stata fornita dal commissario Luigi Valerio Sant'Andrea, ha spiegato Giorgetti, e comprende anche 2,8 milioni per la demolizione della vecchia pista. Per l'intervento generale è previsto un costo totale di 118 milioni, di cui 81,6 per la realizzazione delle opere. Il ministro dell'economia ha pure ricordato che la copertura di questi oneri è per la quota di 117,484 milioni a carico di risorse statali e per 470.000 euro a testa a carico del Comune di Cortina e della provincia di Belluno. Siamo a pagina 30, Pieve di Cadore, un palaghiaccio polifunzionale e sostenibile economicamente, accordo comune VCFF Sport, l'utilizzo tutto l'anno, risalto sul web col nuovo sito, in arrivo nuove discipline sportive, pattinaggio inline, street hockey e pump track. La sindaca Manusci, uno sforzo mirato a creare una struttura che serva al territorio. Incontro di club, turismo e focus sul tema donna, Cortina riunisce le sorelle ottimiste di tutta Italia. Siamo arrivati alla pagina Cultura e Società, spazio al 74esimo Festival di Sanremo, travolta autogol su Sanremo, il marchio sulle scarpe diventa un caso, serata con Morandi, Crow e un lampo. Gli approfondimenti in merito alla Kermesse di Sanremo vi aspettano a pagina 31. E adesso per la rubrica Giorno e Notte, la scuola è finita, in commedia spettacolo per le classi e replica, il lavoro delle Bratelle Lasche, domani al Buzzati alle 10.30 e alle 21, la sceneggiatura ispirata a Sottobanco, omaggio alla realtà che amiamo. Borgo Valbelluna, un sabato di carnevale, sfilata con l'Arca dei Volti e mostra alle Contesse. Per il secondo anno il coro Vox Junior per 2 giorni alla Fenice di Venezia. Sport, motociclismo, superbike, Bassani sfoggia la nuova Kawasaki ZX10 RR, è bellissima e assicuro che va molto forte. Motociclismo, superbike, un video di 2 minuti per la presentazione online della nuova livrea, il debutto il 23 febbraio in Australia. Sto imparando a guidarla, all'inizio sarà Alex Lowe's a dover portare i punti. Questa è l'intervista di Jacopo Dal Ponte al feltrino Bassani. Siamo a pagina 35, ancora sport, calcio di eccellenza, Cavarzano, Ferro confermato ma è un clima da ultima spiaggia. L'Enisa avrebbe detto di no, girano i nomi di Moscone e anche di Schiocchet, il DS Cassol, le voci le sento anche io, ma andiamo avanti con Alessandro.
Snowboard, Dal Masso si veste di tricolore, bronzo per Elisa Caffonte. In Val di Funes il gigante che assegnava il titolo italiano, oggi c'è lo slalom nei giovanili, doppietta delle sorelle Anna e Rosa Pollonio, bene Giorgia Carnevali. Hockey Under 16, Italia battuta dall'Ungheria al debutto a Tai di Cadore. Pallamano giovanile, l'Under 20 del Belluno completa un tris di vittorie, l'Under 15 rallenta un po'. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo da molto nuvoloso a più spesso coperto, precipitazioni e fenomeni nelle prime ore da locali a sparsi in seguito diffusi, limite delle nevicate inizialmente a 1600-1900 metri sulle Prealpi e 1500-1800 metri sulle Dolomiti. Poi un po' di abbassamento. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.